Halloween. A quanto pare sono rimasto uno dei pochi a non apprezzare questo tipo di celebrazione, di cerimonia o di festa. Comunque zacacata, brr. Ma come noi italiani? La culla della cultura! Dobbiamo andare a imitare gli americani con tutte le festività e le cerimonie belle che abbiamo. Non è una festa americana, è una festa irlandese. Non fate tutti gli esperti perché avete letto o visto qualche video nei TikTok e adesso sapete che Halloween è una festa irlandese, perché la conoscete tramite i film americani. Brr. Si fa per dire belle. Noi per esempio l'1 novembre abbiamo la festa dei morti. I morti! Che mi ricordo i nostri genitori che ci dicevano: Sangue mio romana festa dei morti, sei contento? Domani notte ti vengono a trovare il nonno e lo zio che ti grattano i piedi e ti portano il reale, che bello. Ma se il nonno e lo zio sono morti, come fanno a venirmi a trovare? Ma onestamente mi faceva impressione all'epoca e mi fa impressione per ora. Brr. Io che mi cacavi sopra, giusto a mia mamma mi veniva a venire a trovare i morti. Non che mi cacava tutto l'anno. E una volta che mi avevano a dare un regalo, giusto i morti avevano a bene. Ma bella la verità. Brr. E allora io la notte tra l'1 e il 2 novembre andavo a letto, ma non dormivo. Ma non per l'emozione di ricevere il regalo, ma perché era cacati sopra. Brr. Ma comunque ad ognuno le sue feste, ricordiamoci che la nostra è una cultura bellissima che tutto il mondo ci invidia. E soprattutto oltre a celebrare i morti, celebriamo la vita, che è la festa più bella di tutte.